8 milioni di euro di lavori assegnati tra luglio e settembre per l'ampliamento della piattaforma del terminal e primo treno operativo entro la fine dell'estate. Lo ha annunciato il presidente di Interporto Centro Ingrosso Giuseppe Bortolussi durante il convegno svoltosi a Transport Logistic, una delle più importanti fiere al mondo dedicata all'intermodalità, in corso di svolgimento a Monaco. La SPA è presente in Baviera all'interno del padiglione allestito dalla regione e che vede protagonista l'intero sistema della logistica e dei trasporti del Friuli Venezia Giulia. In particolare Bortolussi si è soffermato sulla trasformazione di Interporto in un hub per la movimentazione delle merci anche su rotaia, che ora entra nella fase operativa. I lavori per l'ampliamento della piattaforma intermodale dell'importo di 4 milioni di euro prevede lo sbancamento dell'area dove verranno poi sistemati i binari. La gara verrà pubblicata a giorni, mentre a fine di luglio entreranno in azione le ruspe. A ruota le opere per la sistemazione e posa dei nuovi fasci binari per un importo di altri 4 milioni di euro. In questo caso la gara verrà pubblicata a luglio, mentre l'inizio dei lavori è previsto a settembre. Il presidente di Interporto Giuseppe Bortolussi. A luglio si comincia a fare sul serio, inteso che abbiamo sempre lavorato per fare sul serio, significa che si vedranno i lavori dal vivo, perché partiranno sostanzialmente dopo le gare le assegnazioni e di conseguenza la costruzione di quello che è il tanto agognato perfezionamento del terminal ferroviario di Pordenone, che diventerà anche una stazione elementare in una seconda fase. Presente in fiera anche Alessandro Formaro, che opera all'interno di Interporto nel settore dei trasporti. Positiva per lui l'esperienza in fiera a Monaco. La fiera di Monaco è estremamente importante perché è la più importante kermesse del settore logistico in Europa. Noi utilizziamo questo evento per incontrare i nostri clienti tedeschi, i quali ci danno fiducia perché comunque riusciamo a offrire un ottimo servizio, che è quello che loro richiedono, è quello di cui hanno bisogno. La Germania per noi rappresenta un cliente particolarmente esigente, quindi il fatto di avere fidelizzato un cliente tedesco per noi è sicuramente motivo di orgoglio, perché il cliente tedesco mediamente è molto esigente.